Buonasera, io sono Domenica Canu, rappresento la provincia di Sassari, sono la referente GPP per la provincia di Sassari e coordinatrice del nodo Infea provinciale. Diciamo che abbiamo lavorato sia sui CEAS, abbiamo 6 CEAS attualmente nel nostro territorio, in tutta la provincia. A livello di coordinamento loro fanno ovviamente educazione ambientale e cerchiamo di svariare l'educazione ambientale nelle varie materie ambientali. Ovviamente il tema di oggi è il GPP, siamo ovviamente sono anche responsabile dell'Ecosportello GPP, insieme ovviamente al mio dirigente l'ingegner Antonio Zara. Abbiamo nel 2012 aperto l'Ecosportello provinciale che ha provveduto a dare informazioni e anche formazione insieme all'assistenza tecnica regionale, ovviamente con fondi europei, tutti i comuni appartenenti alla provincia di Sassari. Abbiamo raggiunto vari comuni, di questi comuni quasi tutti hanno fatto, una buona parte almeno hanno fatto la delibera, hanno adottato formalmente una politica sul GPP, alcuni di questi hanno anche fatto il piano sull'azione degli acquisti verdi. Nell'ambito della nostra provincia ovviamente anche noi abbiamo dato il buon esempio, nel senso che abbiamo adottato la delibera sugli acquisti verdi, abbiamo anche adottato il piano sugli acquisti verdi e siamo in fase di attuazione del piano e quindi all'interno della nostra provincia già si acquista verde per determinate categorie merceologiche che sono quelle più basilari, iniziando dalla carta, il toner e via dicendo. Ovviamente l'attuazione del piano comporta un intervento, diciamo, da parte dei vari settori, un coordinamento nei vari settori che ovviamente potenzia ancora di più questo lavoro. Abbiamo ovviamente sulla base di ciò che abbiamo acquistato verde ottenuto dalla regione il marchio A, quindi siamo già contenti di questo. Il nostro prossimo obiettivo è quello di raggiungere la AA, quindi attuando il piano possiamo comunque riuscire in questo obiettivo, si spera al più presto.